Buon pomeriggio amici di Sportiseri, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la sesta giornata di campionato vede affrontarsi Teddy Club Palermo e Renzo Lo Piccolo Terrasini. Corra invece chiede forse ai compagni di posizionarsi meglio per dare anche fastidio al portiere, va verso la porta, Corra, gira la palla, gira però forse troppo in alto, poi di ruolo faccia il numero 9, intanto Anania ruba palla, volata in avanti, Anani entra alla rigore, cerca i compagni in mezzo, cross in mezzo e arriva il gol da parte di Caruso, perfetto, 1-0, ma super Anania che continua il suo grande momento di forma. Ha deciso di concedere il male minore, in questo caso il calcio d'angolo, dunque Di Giovanni in battuta, va morbida in mezzo di testa, la tocca Arcoleo, Caruso, guarda, ci pensa, calcia! E la palla non esce di tanto, qui fa una grande giocata Caruso, ma buonissima la sponda Di Giovanni, può puntare, il dribbling lo salta, Di Giovanni più veloce, punta la porta, Di Giovanni entra di rigore, poi cerca il traversone in mezzo di testa, non arriva a deviare, Caruso, un'ottima visuale, intanto Clemente va in mezzo a cercare Martino, si continua, Di Giovanni cerca la porta e poi sulla linea probabilmente Randazzo a salvare, importante quella di Club Palermo che però non l'ha sfruttata, ma comunque rimane sempre in zona offensiva. Di Giovanni va in mezzo di testa ed ecco il gol del 2-0, l'esultanza sotto qui la nostra schermata, c'è anche un'esultanza, parte di Fiore, una partita in trasferta che però funge da dentro casa. Intanto Caruso fa una grande giocata, si complica forse un po' troppo la vita, intenta di rigore, cerca il tiro in diagonale, chiude Di Giuseppe, ma centralmente Gianbanco allarga con l'esterno, ecco Corra che adesso non si trova più centralmente, 1-2, Corra dentro il rigore, può calciare, Corra cerca i compagni e poi una deviazione, allarga molto bene dalle parti di Giovanni che fa puntare la porta, di Giovanni sempre molto tecnico, punta la difesa sguarnita, Di Giovanni sul destro, può calciare, cerca la porta, Di Giuseppe la blocca, il lancio proprio da quelle parti, Martino invece va da tutt'altra parte con il rimpallo che favorisce Di Giovanni con il tocco morbido e non trova il gol, infatti ci arriva e si appoggia Di Giovanni, la posizione come sempre di La Rosa, Di Giovanni lo serve, La Rosa guarda la porta, poi cerca il tiro, la parata del portiere, poi Caruso va sul mancino, cerca il tiro ancora di Giuseppe e poi non riesce a concludere il compagno, 1-2, funziona perfettamente quella fascia, poi può crossare in mezzo, arriva, poi buca Fiore, Oliveri e non sbaglia contro il portiere e trova il gol del 2-1, qui buca l'intervento Fiore e non perdona la primissima occasione da gol avuta Renzo Lo Piccolo. Terrasini apre dalle parti di Caruso che può ricevere il pallone, rientra Caruso sul destro, può calciare, sponda Di Giovanni sul mancino, cerca il tiro col sinistro, perfetto Di Giovanni e fa 3-1, magia assoluta e adesso sì che scaccia via la paura di Giovanni, 3-1 il risultato. Ancora Di Giovanni, poi in gallina, controlla così ma riesce comunque a tenerla in campo, poi palla per Caruso, si fa scavalcare il pallone, Caruso e poi traversa, ma cosa stava facendo Caruso? Fatta questo calcio di punizione sul punto di battuta, Caruso che lancia subito sul compagno di testa, stava per arrivare Alessi che poi arrivare lì ancora Alessi ed è arrivato anche il poker, ha segnato Alberto Alessi, fa 4-1, vediamo se ci regala un'esultanza, invece no, soltanto abbracciare con i compagni. Poi La Rosa sbaglia, mania cicivata non perfetta di Viola, poi guarda i compagni, appoggia per Oliveri che può calciare, palla di ritorno ancora Manici, guarda la porta, cerca il tiro, forse anche una piccola deviazione di Martino ed è 4-2, minuto 86, riapre la partita il Renzo Lo Piccolo. È stato da meno, sono stati 2 ingressi migliori al momento di questa partita, quelli che sono stati più impattanti sicuramente. Cannata al volo, Cannata che gol ha fatto, l'ha presa perfettamente e fa 4-3, un gol da Cineteca. Alessi qui ruba il pallone dopo aver toccato la palla, salta l'uomo, intenta la rigore, Alessi casca giù, calcio di rigore, questa volta se l'è guadagnato Alessi, in gallina sul punto di battuta col mancino, sfida Di Giuseppe, potrebbe chiudere lui la gara sul 5-3, vediamo, va col sinistro, la piazza e va bene così, 5-3 il risultato e con questo gol termina anche il match, vittoria per la Teddy Club Palermo che sale quindi a quota 13 in classifica e lo fa
con il gol finale da parte di Ingallina, che quindi chiude questa gara